PEGI 3. Della stagione che entrerà nel vivo, un telecronista come un atleta deve allenare le corde vocali, per cui doppiare MotoGP 13 è stato in qualche modo un warm up della mia stagione. Buongiorno e ben collegati dal Mugello. Buongiorno a tutti i telespettatori dal circuito del Mugello. Il primo turno di qualifica sta per cominciare e si annuncia una gran battaglia per riuscire ad accedere alla seconda fase. La personalizzazione è qualcosa che viene in maniera estremamente naturale, nel senso che c'è il preziosissimo lavoro dell'autore su carta che è una traccia, ma poi tu sai perfettamente che cosa diresti nel caso in cui ti trovassi in quella determinata situazione. Dopo la pioggia che ha continuato a cadere fino a poche ore fa, finalmente il tempo si è rasserenato, ma la pista è ancora completamente bagnata. Immaginiamo quindi che, almeno per la prima parte della sessione, i piloti si orienteranno su Come Rain. Con questa nuova diretta apriamo la seconda giornata di test della stagione. I team ufficiali hanno portato novità importanti da provare, mentre tutti gli altri si dedicheranno ad un generale lavoro di messa a punto delle moto. Una delle prescrizioni del realizzatore del gioco di Milestone era stata quella di essere il più naturali possibili. Credo che in qualche modo ci si possa essere riusciti, un po' perché il mio lavoro è quello di cercare di essere il più naturale che posso. Non ho mai l'occasione di leggere qualcosa quando faccio il mio lavoro, no? Devo improvvisare. Il clima in sala di doppiaggio poi quello, no? Di ragazzi che sanno che alla fine il videogame sarà una cosa divertente e come tale va affrontata, per cui è stato divertente lavorare, è stato divertente in qualche modo adattare e personalizzare. Buongiorno e ben trovati dal Mazda Raceway di Monterey in California per la diretta del Gran Premio degli Stati Uniti classe MotoGP. Le previsioni meteo sono assolutamente rassicuranti e dicono che avremo sole per tutta la durata della corsa. Un grande saluto da me e da Milestone a tutti i fan della MotoGP, quella che si vede in televisione o venendo ai circuiti. MotoGP 13, il videogame che sta per arrivare, che sarà una bomba. Un po' l'ho visto, non so se si può dire un po' l'ho visto, è bello vero insomma. MotoGP 13 c'è!